Una polemica inutile che rischia di fare confusione su temi dove invece serve chiarezza. È il giudizio del vicario del Patriarca, Monsignor Dino Pistolato, sull'acceso scambio di vedute via Twitter dal sindaco veneziano Luigi Brugnaro e il cantante Elton John in merito ai cosiddetti libri gender negli asili. Sono polemiche che non sono un accidente. Da una parte la posizione precedente con tutta la fretta di pubblicare testi e di doverli distribuire, senza una riflessione, anche senza coinvolgere dal mio punto di vista il soggetto primario educativo che rimane la famiglia, dicono. Adesso che si riprende spunto di questa polemica, ognuno partendo da una posizione senza mettersi neanche in ascolto dell'altro. Quindi credo che da un punto di vista proprio strettamente educativo sia perfettamente inutile. Sul tema dell'educazione alla diversità e al rispetto dell'altro, la posizione del rappresentante della Curia non è distante da quella del primo cittadino. Credo anche che il ruolo educativo stia prima di tutto nel contesto familiare e che quindi non può essere demandato a soggetti terzi. Altrimenti, ancora una volta, prima si chiama il ruolo, il compito e la responsabilità dei genitori, poi però vorremmo che la scuola facesse tutto o altri soggetti facessero tutto. Non si tratta di essere intolleranti con nessuno, puntualizza Dondino, ma di evitare di far confusione su argomenti che tutto sommato sono chiari. L'educazione della tolleranza è l'educazione che si fa giorno dopo giorno, la tolleranza e il rispetto nei confronti di tutti, ma anche del riconoscimento della diversità dei generi che in fondo fa parte del mondo, insomma, ecco, non è una questione culturale ma è una questione proprio, direi, dal punto di vista dell'azione di tutti, insomma.